campagne silenziose del porto San Pancrazio, dove una stretta ansa del fiume Adige racchiude e preserva un ambiente dai contorni senza tempo, che sorge immobile uno degli angoli meno conosciuti e più affascinanti di Verona. Il lazzaretto, edificato nel 1549 con lo scopo di accogliere i malati contagiosi della città, assolse il compito di antico ospedale cittadino fino all'800, quando fu convertito in deposito munizioni. Quasi completamente distrutto al termine della Seconda Guerra Mondiale a causa di una tremenda deflagrazione che provocò oltre 30 vittime fra i civili, tra cui molte donne e bambini, oggi il lazzaretto torna a far parlare di sé. Il FAI nazionale, Fondo Ambiente Italiano, su segnalazione della capodelegazione di Verona Anna Maria Conforti Calcagni, ha effettuato di recente un sopralluogo e si è impegnato insieme al Comune di Verona, proprietario del sito, a stilare un protocollo d'intesa finalizzato a trovare nuovi fondi per la riqualificazione dell'intera zona dal punto di vista turistico e naturale. Dell'antica struttura, la cui paternità è a tutt'oggi sconosciuta, anche se riconducibile alla mano del grande San Micheli, rimane ben poco. Rasa al suolo a causa delle esplosioni del 20 maggio 1945, rimangono soltanto le mura perimetrali che delimitavano il campo e che contenevano le celle dei malati, e il tempietto centrale che fu parzialmente ricostruito in occasione delle celebrazioni sanmicheliane del 1960. L'obiettivo del FAI e del Comune è quello di creare un grande circuito ciclopedonale lungo le sponde del fiume, che utilizzi proprio il lazzaretto come ponte di collegamento tra le parti a est e a ovest dell'Adige. A pochi metri di distanza da qui, sull'altra sponda, sorge la residenza settecentesca Villa Buri, alla quale il lazzaretto potrebbe essere collegato per mezzo di una passerella di attraversamento per pedoni e ciclisti. Allargando poi il contesto nord-sud, passando dal centro città, una volta realizzato il percorso si potrebbe parlare, se non del più grande, di uno dei più grandi parchi fluviali d'Europa. Tempi e modalità di intervento sono ancora da stabilire. Per ora solo una volontà scritta di recuperare un sito abbandonato da tempo, sul quale si potrebbe intervenire da subito con un'opera definitiva di sminamento delle mura perimetrali e di rilievo delle strutture esistenti. Da regno del dolore e della sofferenza, questo luogo dai contorni mistici potrebbe diventare luogo di vita, cultura e attività sportiva.